Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Sicilia bollente, se Palermo è tra le città con bollino rosso, a Caltagirone la colonnina ha segnato 41,8 gradi. Le previsioni dicono che durerà ancora per le prossime ore. La riforma dei consorzi di bonifica si farà dopo l'estate. Il presidente della regione Schifani non arretra dopo lo stop arrivato all'Ars con un voto segreto che ha visto in azione franchi tiratori, ma nella maggioranza si litiga sulle responsabilità. Emergenza sicurezza a Palermo, ho presentato un piano che prevede l'assunzione di 100 nuovi vigili urbani e l'aumento dei presidi fissi nel centro storico. Catania, avviata la maxi bonifica di via Ungaretti, per decenni ridotta a discarica abusiva. L'assessore Pesce, dopo la rimozione dei rifiuti bisognerà mantenere pulito. Odissea 2025, grande attesa per lo spettacolo diretto da Giovanni Anfuso, suggestivo lo scenario, le gole dell'Alcantara. Calciomercato, il giorno di Palumbo al Palermo, il club rosanero pronto a chiudere anche per il difensore Mattia Bani. Catania, Norcia, Trapani a Troina e Siracusa pronto a trasferirsi a Canicattine, tutte al lavoro le siciliane di DC. E come sentivate nei titoli, caldo e afa, la Sicilia nella morsa del caldo appunto, tra i comuni più rossi, Caltagirone nel Catanese con 41,8 gradi, quasi 42 insomma, ma le temperature sono alte anche nel Palermitano e nel centro della Sicilia. Le previsioni dicono che durerà ancora. Veronica Barbarino. Quasi 42 gradi a Caltagirone, 41,8 per la precisione, e 41 gradi a Caltanissetta, Giuliano e Contessa Entellina. Da est a ovest, da sud a nord, non c'è tregua in Sicilia. Secondo i dati del servizio informativo agrometeorologico, le temperature restano alte e l'AFA non fa sconti. Tra i punti più caldi, anche Aidone, Enna e Riesi, con oltre 40 gradi. Fortunatamente sembra rientrata la situazione incendi, come dicono dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, invece, Palermo oggi si è aggiudicata il bollino rosso, giallo a Catania e Messina. Attivate le misure di prevenzione, assistenza domiciliare e informazione, con un occhio di riguardo agli anziani e ai lavoratori esposti. Per le prossime ore la colonnina di mercurio non accennerà a scendere. Dovremmo attendere domenica per l'ingresso delle correnti più fresche da ovest e un po' di sollievo dall'AFA. E sul fronte incendi un aggiornamento, perché ha ripreso vigore il rogo scoppiato nel bosco di Fortolesi a Villarosa nell'Ennese, dove sono intervenuti 4 mezzi antincendio della forestale e 2 elicotteri. Fiamme anche a Gaiano Castelferrato con focolai alle porte della città. L'amministrazione ha lanciato un appello ai cittadini a non uscire se non strettamente necessario fino alla fine delle operazioni di spegnimento. Ma vediamo come i siciliani e i turisti affrontano la calura. Siamo andati a Siracusa. Sentiamo Francesco Aloi. Siamo nella settimana forse più calda dell'estate, lo si urla al mercato, lo si percepisce ovunque. Diciamo che oggi è un po' più ventilato forse rispetto agli altri giorni, però sempre il caldo è costante. I rimedi per resistere al caldo sono sempre gli stessi. Un po' di acqua fresca, un po' di ghiaccio e non pensarci. Bevendo molta acqua e degli integratori a base di magnesio e potassio. Restando a casa con l'aria condizionata dalla mattina alla sera. E sulla tavola non possono mancare frutta e verdura. Io mi cibo di frutta e di verdura. No, anche le proteine, però con il caldo si può mangiare solo frutta. E il pesce, poi per il resto le carni quasi niente. A Ortigia i turisti ne approfittano per gustare un seltz ghiacciato. Freschissima e buonissima, molto buona. Direi rinfrescante. Nemmeno il caldo però ferma chi è in giro alla scoperta della Sicilia, ma chi può va al mare per fare un tuffo rigenerante. Oggi vedremo con questo freschetto si sta veramente bene. Il mare è stupendo, si sta proprio bene. Il governo regionale non arretra sulla riforma dei consorzi di bonifica. Dopo lo stop arrivato all'Ars con un voto segreto che ha visto in azione franchi tiratori, il presidente Schifani annuncia la riforma si farà dopo l'estate, ma nella maggioranza si litiga sulle responsabilità con gli autonomisti sul banco degli imputati. Manlio Viola.
Sarà riproposta in seguito la riforma dei consorzi di bonifica. Il governo della regione va dritto per la sua strada e non si farà fermare dall'incidente di percorso di ieri, quando all'Ars l'ostruzionismo delle opposizioni e una decina di franchi tiratori hanno impallinato la riforma. A chiarire la linea lo stesso presidente Renato Schifani. La riforma è un punto qualificante del mio programma, dice, un intervento strategico non più rinviabile pensato per rafforzare un comparto chiave dell'agricoltura siciliana e per garantire una gestione più efficiente del territorio. Non ci fermeremo. Nel frattempo però il governo ha già inserito misure concrete nel disegno di legge di variazione di bilancio all'esame dell'Assemblea, previsto uno stanziamento di 1.800.000 euro per aumentare nel 2025 le giornate lavorative dei 573 addetti ai consorzi, un impegno che ricalca quanto previsto nel testo della riforma bocciata. Intanto oggi un altro nulla di fatto in aula, seduta lampo e chiusura, bisogna riorganizzare le fila. Di fatto l'attenzione si sposta proprio sulla finanziaria bis, che diventa ancora più determinante. Non cambia il cronoprogramma, l'approvazione deve arrivare entro la prima settimana di agosto, altrimenti slitterà tutta la programmazione economico-finanziaria 2025 della Regione e qui Schifani farà sentire il fiato sul collo ai deputati. Infine in maggioranza si continua a litigare. Lega e DC accusano gli autonomisti di essere i franchi tiratori che hanno affossato la riforma e dal Movimento per l'Autonomia si dice chiaramente che quella riforma aveva aspetti non condivisi, ma Gianfranco Miccichè, fondatore di Grande Sicilia ma rimasto nel gruppo misto, che ieri apertamente non ha votato, contrattacca sostenendo che nessuno ha la sfera di cristallo per sapere chi ha votato contro nel segreto dell'urna. E intanto le campagne restano assetate e c'è rabbia tra i sindacati e gli agricoltori. Lorena Dolci. Una riforma annunciata da tempo, al centro di trattative e attesa nelle campagne assetate, ma se i sindacati confederali si sentono traditi, tirano un sospiro di sollievo altre sigle che non credevano alla riforma, denunciando la mancanza di fondi nei consorzi di bonifica. Senza un periodo di rodaggio, questi consorzi già si sarebbero indebitati dal giorno dopo dell'approvazione della stessa riforma, poiché gli impianti di redistribuzione sono sempre quelli vecchi di 60 anni a questa parte. La rete Colabrodo resta sempre rete Colabrodo, quindi nuovi consorzi sarebbero nati indebitandosi. Cresce la rabbia fra gli agricoltori che nonostante gli invasi pieni restano a secco per una rete fatiscente e la cattiva manutenzione. Questo imprenditore della piana di Catania dovrebbe, secondo turnazione, ricevere l'acqua ogni 16 giorni. E che però non sempre avviene a causa dei continui guasti che ci sono sulla rete principale di distribuzione. L'impossibilità che il consorzio ha a reperire operai e mezzi per ripristinare la rete di distribuzione stessa. Per questo ha dovuto ridimensionare gli investimenti, rinunciando alla coltivazione degli ortaggi e affidandosi solo agli agrumi. Aumentiamo il numero degli invasi nelle aziende in modo tale da accumulare acqua nella stagione delle piogge, oppure siamo spacciati e non possiamo più fare qualità. Maggioranza e opposizione uniti per salvare il reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Presentata in Commissione Salute all'Ars una risoluzione a prima firma De Luca dei 5 Stelle per impegnare il governo Schifani a porre in essere ogni iniziativa utile al fine di mantenere il reparto dell'ospedale San Vincenzo, garantendo 18 posti letto, inserire nella nuova rete ospedaliere 2 cardiochirurgie pediatriche a Palermo e a Taormina, garantire il mantenimento del reparto di Taormina anche attraverso la proroga della convenzione con il Bambin Gesù. La risoluzione è stata firmata da tutti i partiti di maggioranza e opposizione. E rimaniamo nell'emergenza sicurezza a Palermo, argomento di cui ci stiamo occupando ormai da diverse settimane. 100 vigili urbani in più, ma probabilmente solo da settembre. Nella Palermo ostaggio dei violenti, il sindaco Lagalla si prepara a riferire in Consiglio Comunale le decisioni ratificate in prefettura. Manlio Viola. Da una parte un nuovo piano sicurezza da definire in prefettura con l'aumento dei presidi fissi nel centro storico, dall'altro operazioni ad alto impatto delle forze dell'ordine che si susseguono ma colpiscono più i commercianti che i violenti. Nel mezzo il via al concorso per assumere 100 nuovi vigili urbani in una città che avrebbe bisogno forse di 1000 uomini in più per controllare il territorio. Nella Palermo ostaggio dei violenti che attaccano tanto i locali quanto i turisti, a volte per il semplice piacere di picchiare, si tenta di correre ai ripari.
militari. Per il ministro Piantedosi, venuto in città per il 19 luglio, l'esercito c'è già, ma il ministro si riferisce all'operazione Strade Sicure, 640 militari divisi fra tutte le 9 province dell'isola, senza compiti di pattuglia e nemmeno poteri di pubblica sicurezza. Insomma, l'effetto deterrente dovuto alla loro presenza in giro non si vede proprio. E il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, assediato dai problemi della città, rischia che proprio l'allarme sicurezza lo travolga. Domani alle 12 riferirà in Consiglio Comunale sulle prossime mosse, ma ieri, prima di questo passaggio, ha riunito la sua maggioranza per cercare di fare quadrato. Se Roma non viene in aiuto, sarà difficile far sciamare questo senso di insicurezza diffuso e, nonostante l'ordine pubblico non sia in capo al primo cittadino, resta lui il front office della città. E potrebbe esserci una partita di droga non pagata dietro alla sparatoria nel quartiere Bonagia a Palermo. La vittima è un uomo di 54 anni ed è stato ferito alle gambe. Marco Gullà. I residenti, sentendo i colpi di pistola, hanno immediatamente chiamato la polizia. Ben 10 colpi sparati. Ad avere la peggio, un uomo di 54 anni, Salvatore Faia. Bonagia, periferia di Palermo, si torna a sparare. L'uomo ha riportato varie ferite alle gambe ed è ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale civico. Non è in pericolo di vita. Dietro alla sparatoria che ha scosso il quartiere palermitano potrebbe esserci un regolamento di conti, una partita di droga non pagata. L'uomo per quasi tutta la notte è stato sentito dagli agenti di polizia per cercare di risalire alle cause del ferimento e all'autore o agli autori dell'agguato. Essendo pregiudicato e avendo anche precedenti per spaccio di droga, la pista privilegiata in questo momento dagli investigatori è proprio quella che porta agli stupefacenti. Subito dopo l'agguato, alcuni residenti hanno chiamato immediatamente la polizia. La scientifica è stata al lavoro fino a tarda notte per scovare altri dettagli utili alle indagini. E ci spostiamo a Catania, dove è stata avviata la maxi bonifica di via Ungaretti, per decenni ridotta a discarica abusiva. L'assessore Pesce: diamo risposte, ma dopo la rimozione dei rifiuti bisognerà mantenere pulito. Tonino De Mana. La controffensiva dell'amministrazione Trantino contro gli incivili passa anche da via Ungaretti, trasformata per anni in discarica abusiva ed ora sottoposta ad un massiccio intervento di bonifica. Dopo le tante segnalazioni dei residenti e i nostri servizi denuncia, è stato avviato un maxi intervento per rimuovere tonnellate di rifiuti che rendevano quasi impraticabile la strada, bloccando l'accesso ad alcuni terreni comunali e privati. L'incendio di maggio, che ha messo a repentaglio anche la vita di alcuni animali, è stato forse l'input per fermare l'incontrollato ed ingiustificabile abbandono dei rifiuti. Cerchiamo di restituire al nostro territorio un'area che per anni è stata deturpata da incivili che sistematicamente hanno abbandonato ogni tipo di rifiuti. È un'operazione complessa perché c'è da rimuovere tonnellate di spazzatura. Sì, tonnellate di rifiuti e in questo momento per esempio si sono accorti gli operatori che ci sono anche rifiuti speciali. Completata la bonifica c'è un altro step, forse quello più difficile, quello di evitare che la discarica torni ad essere presente in via Ungaretti. Infatti questo processo avviato oggi porta appunto a preservare questo territorio. Con il sindaco abbiamo pensato proprio a delle soluzioni anche drastiche, quelle di impedire l'accesso, telecamere e anche vigilanza da parte della polizia locale compatibilmente con le esigenze del corpo. La signora Agata, che più volte si era rivolta alla nostra redazione, tira un sospiro di sollievo. E io principalmente voglio ringraziare l'assessore Pesce perché ha preso a cuore questa situazione, come in altre zone. Ringrazio voi perché mi siete stati di grande sostegno e di grande aiuto. Le bonifiche, precedute da un'accurata ricognizione, interesseranno anche Fondo Romeo, via Calliope e l'area circostante, l'istituto comprensivo Vitaliano Brancati a Librino. Una fuga di gas inizialmente ipotizzata sotto il manto stradale ha interessato il quartiere di San Giovanni Galermo a Catania. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Girolamo Gravina. La polizia locale è intervenuta per disporre la chiusura al traffico della strada e lo sgombro di un'abitazione in via Cautelativa. Dopo l'intervento, Catania Rete Gas ha precisato che non risultano fughe di gas nelle condutture sotterranee. La Siracusa Gela è l'eterna incompiuta. Realizzati solo 60 km su 115. Il progetto è esecutivo, ma mancano i finanziamenti. La CGIL di Ragusa protesta per l'inerzia istituzionale. Veronica Barbarino.
La chiamano l'autostrada fantasma e l'incompiuta Siracusa-Gela. La A18 è un progetto gestito dal CAS e concepito negli anni 70 come arteria vitale di collegamento per 115 km tra le due città della Sicilia sud-orientale. Il completamento sarebbe dovuto avvenire nel 1973. Ad oggi invece sono stati realizzati solo 60 km fino a Modica. Il lotto successivo, quello che toccherebbe le città di Scicli e Ragusa, già oggetto di progettazione esecutiva dal 2011, rimane un miraggio. Alla base la mancanza di finanziamenti. I costi infatti sono lievitati negli anni da 350 a 640 milioni di euro. Perché dopo il definanziamento dell'opera dovuto alla distrazione dei fondi sul ponte sullo stretto, realizzato tra l'altro dalla stessa parte politica, non ci sia stato lo stesso impegno per trovare i finanziamenti. Noi chiediamo che la politica si attivi affinché la Regione, che pure aveva promesso a febbraio 2024 tramite il suo assessore Aricò la presenza di 499 milioni sul Fondo di Sviluppo e Coesione, fondi adesso spariti, si attivi affinché la Regione e il Ministero avviino un dialogo e un confronto serrato finalizzato a trovare i fondi. Secondo la CGIL, l'inerzia istituzionale rischia di far scadere le autorizzazioni ambientali e i vincoli di esproprio, con la concreta possibilità che tutta la progettazione venga vanificata. Il sindacato quindi non intende fermare la protesta fino a quando non vedrà il cantiere aperto. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare della candidatura di Catania, capitale della cultura 2028 e anche dell'Odissea 2025. Il Palazzo della Cultura di Catania ha ospitato un incontro pubblico verso la candidatura della città a capitale italiana della cultura per l'anno 2028. L'intento è quello di costruire in modo condiviso il dossier con il mondo culturale cittadino rappresentato da oltre 100 realtà. L'apertura dei lavori è stata affidata al sindaco Trantino e al direttore della cultura Paolo Di Caro. L'incontro si è svolto in forma laboratoriale, articolato in 5 tavoli tematici. Le indicazioni emerse saranno ora elaborate e integrate nel documento finale insieme alle proposte che arriveranno tramite la Call for Ideas, aperta fino al 28 luglio. È in gioco una visione sul futuro, spiega Paolo Dalla Sega della società di consulenza PTS Class. Sentiamolo. Non è in gioco un titolo soltanto, è proprio in gioco una visione sul futuro. Sappiamo bene infatti che la competizione a capitale italiana della cultura non premia la città più bella, ma la città con il progetto più bello, con la visione più bella di futuro. E più bello vuol dire più ricca, più capace di sviluppare capacità, energie, talenti e proprio più anche, come si può dire, appassionata e affettuosa verso la città in cui viviamo. Odissea 2025, c'è attesa per lo spettacolo diretto da Giovanni Anfuso, suggestivo lo scenario, le gole dell'Alcantara. Tonino De Mana. Questo comando io, Zeus! Uno spettacolo unico e di grande attualità. A 3000 anni da quando fu concepita, l'Odissea di Omero riemerge alle gole dell'Alcantara, nello stesso luogo in cui era andata in scena con grande successo nel 2019 e nel 2020. Appuntamento domani alle 20:30 con il regista Giovanni Anfuso, in vena di anticipazioni. Una performance imprevedibile che sfrutta tutto ciò che è sfruttabile alle gole dell'Alcantara, gli scogli, l'acqua, il fuoco, insomma, sarà sorprendente. E di nuovo se ne fece cibo. Una storia di uomini che hanno compreso come la guerra non faccia progredire l'umanità, anzi. Purtroppo le parole di Omero risuonano stranamente contemporanee. L'Odissea è un monito contro la guerra, un monito a favore dell'accoglienza, è un monito al confronto e al rapporto pacifico e civile fra gli uomini. Odissea 2025 è patrocinata dal Ministero della Cultura, dall'Ars e dall'assessorato allo spettacolo della Regione Siciliana. Adesso la pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio.
Questione di ore per l'arrivo di Palumbo nel ritiro del Palermo, fatta anche per il difensore Bani al Genoa circa 2 milioni di euro. Marco Gullà. Oggi Palumbo, nei prossimi giorni Bani. È un Palermo scatenato sul mercato, salvo intoppi. Antonio Palumbo dovrebbe raggiungere i nuovi compagni in ritiro in Valle d'Aosta entro domani mattina per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con il Palermo. Visite mediche sostenute, Palumbo ha voglia di iniziare il nuovo percorso con Inzaghi. Tra venerdì e sabato la presentazione alla stampa, direttamente in ritiro. In arrivo c'è anche il difensore Mattia Bani dal Genoa, accelerata decisiva di Carlo Osti a fare praticamente addirittura d'arrivo. Bani lascia la Serie A per ripartire dal Palermo in B e vuole ripartire anche Filippo Ranocchia, che dal ritiro a Châtillon confida in una stagione più brillante rispetto a quella andata in archivio malamente a maggio. La scorsa stagione la giudico sicuramente non all'altezza delle mie aspettative, perché ci sono stati sicuramente molti alti e bassi sia da parte a livello personale che chiaramente della squadra. E siamo qua appunto, come ho detto, per lavorare, per ripartire cercando di dimostrare che quello che è successo l'anno scorso non è il nostro reale valore e anche personalmente il mio. Rosanero che proseguono la preparazione in Valle d'Aosta, domani altro test amichevole, la formazione di Inzaghi affronterà la nuova Sondrio, compagine di Serie D. E in Serie C al lavoro tutte le siciliane, il Catania a Norcia, il Trapani a Troina e il Siracusa ancora in sede prima di trasferirsi a Canicattini. Francesco Triolo. Il lavoro non manca nel ritiro del Catania a Norcia e neanche l'affetto dei tifosi che hanno raggiunto la località umbra dove i rossazzurri stanno preparando la prossima stagione. Una decina da ogni parte d'Italia già nella giornata di ieri hanno iniziato ad affacciarsi dalle parti degli allenamenti diretti da Mimmo Toscano, che fa sudare tanto la squadra in mattinata concede qualcosa nel pomeriggio come la partitella in famiglia su un campo ridotto giusto per cominciare a far crescere agonismo e competizione, ma soprattutto per mettere in pratica quanto provato senza avversari nei primi giorni di allenamento tattico. Ancora è tutto in fase embrionale e quindi anche la sgambatura sotto gli occhi del direttore sportivo Ivano Pastore da considerarsi soltanto una parte di allenamento. L'unica novità è quella di Carmelo Forti, il centrocampista classe 2006, che si è aggregato alla prima squadra. Sul fronte mercato tiene banco il sondaggio che i rossazzurri avrebbero fatto per Tumminello, serve un'offerta importante anche se col Crotone si sta discutendo di Peralta, ma il DS Pastore ha nel mirino sempre Vallocchia della Ternana ed è questa quella che viene considerata la priorità in questo momento. A Siracusa si cerca di completare pian piano la rosa dopo Iobbe e Farroni, il club è vicino all'ingaggio del difensore Etienne Catena dal Cagliari, ma lo scorso anno in prestito alla Virtus Verona. C'è poi il caso Sus, il difensore argentino aveva salutato ed era pronto ad accettare una ricca offerta della Scafatese, ma il presidente Ricci in conferenza stampa ha annunciato che è ancora contrattualizzato col Siracusa per i prossimi 2 anni ed è pronto a dargli la fascia di capitano. Una situazione ingarbugliata da risolvere per il DS Laneri. Intanto la squadra ha iniziato la preparazione in sede e fra qualche giorno si sposterà in collina a Canicattini Bagni, a 20 km dal capoluogo. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.